l'ultima giornata del campionato di Serie C di calcio a 5. C'è una bolgia al Palagozzano perché l'Antenore Sport Padova si gioca una storica promozione contro il Marco Polo. Tutto pronto, c'è Giacomo Grieco pronto a battere il fischio d'inizio di quella che fino a questo momento è la partita più importante della storia dell'Antenore Sport Padova. Adesso il Marco Polo che prova a ragionare con De Battista all'indietro, Callegari recupera, Crepaldi trova il dribbling al portiere, poi Grieco, palo, incredibile, cerca l'imbucata, non la trova, attenzione Franceschini, poi Crepaldi, un dribbling, Cabral, il tiro, la parata del portiere, poi ancora Crepaldi, non riesce a ritrovare lo spazio per il tiro, deve tornare indietro. Ecco Grieco, Crepaldi, il tiro in rete, ha segnato Cabral, e chi se non lui poteva sbloccare il risultato. Dopo 7 minuti l'Antenore si porta in vantaggio, è il gol numero 30 di Daniel Paolino Cabral. Antenore 1, Marco Polo 0. Franceschini recupera il pallone, poi Rizzi perfeziona il disimpegno, entra in area, Cabral, il tiro, la parata del portiere. Callegari sbaglia tutto, attenzione che può partire contropiede dell'Antenore con Rizzi, si fa vedere Locrati, ancora per Rizzi, porta vuota, incredibile, salva sulla linea, attenzione però l'occasione, il tiro, grande parata di Mingardo su Zanin che insiste, questa è l'occasione più grande del match per il Marco Polo, solo non è un'ottima idea, Cabral, Ciames, è solo, il tiro, no, che occasione sprecata. Cerca l'1-2, non gli riesce, Rizzi può cavalcare, passaggio per Cabral, e poi Rizzi in rete, 2-0 dell'Antenore, ha segnato Jacopo Rizzi, 2-0 dell'Antenore, risultante sfrenata, gol di Jacopo Rizzi. Non c'è fallo ma sta rischiando, recupera Grieco, attenzione Grieco, in buona posizione, in mezzo per Franceschini, poi ci ha messo. Che occasione per l'Antenore proprio all'ultimo. Cabral ci ha messo, Crepaldi vuole andare lungo per Cabral, lo stop, il tiro fuori, incredibile. Ancora il Marco Polo che prova a venire in avanti, attenzione però recupera palla l'Antenore, Cabral riesce ad allungarsi il pallone, si invola Cabral, ancora Cabral e solo rete, Cabral 3-0 per l'Antenore, doppietta di Cabral, adesso forse la partita è chiusa. Marco Polo che gestisce il pallone, ancora col portiere di movimento, recupera però Crepaldi, il 4-0 dell'Antenore. Attenzione, perde palla Crepaldi e salva sulla linea Franceschini che riceve anche gli olè del pubblico. Però non abbiamo conferma, intanto c'è il gol di Crepaldi, mentre noi stiamo osservando i risultati degli altri campi. Crepaldi segna il gol del 5-0, la sua doppietta personale, ancora un gol a porta vuota. 5-0 e finisce in trionfo per Antenore Sport Padova e per Federico Crepaldi. 5-0, 5 secondi alla fine e il Palagozzano può festeggiare perché l'Antenore ha vinto l'11ª partita casalinga consecutiva della sua stagione, ha battuto 5-0 il Marco Polo grazie ai gol di Rizzi, alle doppiette di Crepaldi e Cabral. Resta in testa alla classifica della Serie C quando manca una sola giornata al termine. Si deciderà tutto nella prossima sfida il 21 aprile in casa dell'Union Borgo. Dal Palagozzano è tutto, Antenore Sport Padova batte 5-0 il Marco Polo e può festeggiare sotto una tribuna gremita qui del Palagozzano.